Le emozioni ci sono sempre, molto. Delle volte raccontando mi impappino persino che non riesco a parlare, perché mi sono emozionata moltissimo proprio l'altro ieri. Dopo di allora non ero mai più tornata in quella casa e l'altro ieri ci sono tornata. E beh, insomma, mi ha fatto molta impressione, ho cominciato a sudare, a tremare, contrariamente alla mia volontà, quindi si vede che è più forte di me. Il periodo da loro è stato un periodo particolare, era bruttissimo ma è stato bellissimo, non per il periodo ma per loro, perché sono stati molto affettuosi, premurosi, hanno cercato di farmi passare la paura, di sostituire un po' la mia famiglia che io non potevo più vedere, e quindi è un insieme di emozioni. Ma forse io esattamente, per me, cioè, il rischio più grande era quello di non rivedere più i miei. E quello purtroppo io ho cominciato già a provarlo a 5 anni, nel 1938, quando i miei mi hanno portato dalle nonne, temevo di non rivedere più nessuno, quindi ho cominciato un po' a incoraggiarmi. E quando è arrivato il momento della separazione, che mi hanno portata appunto dai signori Mistruzzi, mi sono sentita in fondo più sicura, perché io già li conoscevo, non erano persone nuove per me, e loro, essendo stati così affettuosi, premurosi, me l'hanno fatta, dico, passare. Piangevo spesso ma non mi facevo vedere. Il messaggio è che anzitutto bisogna vincere l'indifferenza e l'ignoranza. Prima di parlare di persone o di avvenimenti, che la gente si informi, che cerchi di conoscere le persone, si facciano forza, leggano qualcosa, ascoltino molto e poi, se vogliono, posso dare anche dei giudizi, perché purtroppo non è così. La gente parla molto a bambera per sentito dire, e non va bene. E l'indifferenza sappiamo il danno che ha portato. Io sono salva, grazie alla fortuna, perché sono una persona molto fortunata, di aver incontrato persone generose, intelligenti, coraggiose, che hanno aiutato me e la mia famiglia. Quindi uno di questi è il maestro Mistruzzi, che è Giusto fra le Nazioni, e io ne ho anche un altro di Giusto fra le Nazioni, che è stato anche lui eccezionale, quindi è andata bene così.